Pari e rammarico, lo 0-0 maturato nel big match in casa del Monforte San Giorgio ha frenato leggermente la corsa del Città di Villafranca nelle zone nobili di classifica. I biancoverdi vogliono subito rispondere sul campo nella nona giornata di promozione. Al Sorbello Stadium fa visita la Sant'Angiolese, avversario ostico e reduce dal tennistico 6-0 rifilato al Città di Calati. Arbitra il signor Giorgio Beltempo di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Anouar Chouai, anche lui di Palermo, e Giuseppe Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto. La formazione del Città di Villafranca: Gualberti in porta, Iovine, Mazzeo, Prince Ogbonda e Romeo in difesa, Visconti e Gazzetta a fare da flangifrutti davanti alla difesa, Malan, Libro, Di Vincenzo alle spalle dell'unica punta Yakubu. Si parte col film del primo tempo. Dopo 5 minuti la punizione di Cangemi si rende pericolosa, la Sant'Angiolese sbatte sulla parte alta della traversa e finisce sul fondo. Al nono Riccardo Libro per Gazzetta, l'apertura in zona Di Vincenzo 1 contro 1 con l'avversario, se la porta sul piede preferito e fa un gran gol. Il destro finisce all'angolino, ha segnato Santi Enrico Di Vincenzo. 1-0 Città di Villafranca. 14esimo, spingono ancora quelli del duo tecnico Cannavo Mazzeo con Riccardo Libro a destra da Gazzetta, da posizione defilata decide per la conclusione, non è un'ottima idea, finisce fuori. 18esimo, conclusione di Todaro, Gualberti mette in calcio d'angolo. Minuto 25, Città di Villafranca in zona offensiva a sinistra con Romeo, ingaggia l'1 contro 1, riesce a passare, il cross viene deviato, arriva dal limite della conclusione, arriva ancora un tentativo, alla fine Yakubu che mette tutti d'accordo e trova il gol del 2-0. Minuto 29, Lopresti alza la palla per Todaro, c'è Gualberti però che fa buona guardia. Minuto 32, Città di Villafranca che si affida a un lancio lungo di Marco Mazzeo per Yakubu, la corsa dell'attaccante in mezzo a due difensori, riesce a passare, ne mette giù uno, Yakubu resiste alla seconda carica, Yakubu sul più bello, non riesce alla fine a concludere. Ultimi 10 minuti del primo tempo, confusione nell'area di rigore locale, ma Gualberti riesce ad abbrancare la sfera in due tempi. 43esimo, la Sant'Angiolese all'improvviso rientra in partita, un pallone in profondità in verticale per l'uscita che sembra sicura di Gualberti, la sfera rimane invece lì e D'Amico trova il gol che vale l'1-2. Finisce così il primo tempo al Sorbello Stadium di Visconti. Città di Villafranca meritatamente avanti contro la Sant'Angiolese, ma ancora non basta un solo gol. Partiamo col film della ripresa. Dopo 10 minuti entrano La Vecchia e Marco Libro, fuori Malan e Di Vincenzo. 57esimo, il tentativo di Lopresti e di tiro cross, non arriva nessuno all'appuntamento sul secondo palo. 60esimo, calcio di punizione Città di Villafranca, Riccardo Libro con il mancino a disegnare per Prince, non arriva alla conclusione il difensore. 65esimo, tocca a Santi Mangano, fuori Yakubu. 72esimo, c'è un calcio d'angolo per i padroni di casa, Riccardo Libro pesca Gazzetta che da 0 metri non trova il colpo di testa giusto. 75esimo, come sempre Cangemi a suonare la carica per la Sant'Angiolese, il suo tentativo viene smanacciato da Gualberti, esce Riccardo Libro, entra Gemellaro. 83esimo, calcio di punizione di La Vecchia, pallone fuori. 85esimo, Marco Libro in area di rigore, salta l'avversario, prova a metterla in mezzo, La Vecchia la gira, botta sicura, ma c'è un difensore a dirgli di no, a negargli il possibile gol della tranquillità. Minuto 88, Cangemi dalla distanza impegna così Gualberti che però blocca sicuro in presa centrale. Al 90esimo piove sul bagnato in casa Sant'Angiolese, arriva infatti un rosso diretto, Prince anticipa D'Amico e qui l'intervento dell'attaccante, dell'autore del gol del 2-1, vale il conseguente secondo giallo e cartellino rosso. 98esimo, in pieno recupero parte la staffetta del Città di Villafranca, il contropiede con Marco Libro che a porta sguarnita deve solo accomodare il gol del definitivo 3-1, un gol che aumenta i sogni e le speranze del Città di Villafranca, sempre più outsider di questo girone B del torneo di promozione siciliana. Amici di Wisport è tutto, a loro un cordiale saluto e come sempre alla prossima.